Riflettiamoci, rubrica a cura di Silvia Brindisi e Federico Mancini. Allora, cara Silvia, in questa settimana hai un argomento di riflessione per noi tutti? E allora, sicuramente era quello che abbiamo accennato anche prima, cioè nel senso del lavoro, di quanto sia importante comunque sapere la persona stessa, sia che abbia famiglia o meno, di avere comunque una stabilità, una serenità senza stare con le paure, no? Ecco, Di perderlo o comunque che venga licenziato anche certo. comunque di punto in bianco, Quindi, perché comunque fa parte della Costituzione, è una cosa importante che comunque ci deve essere per tutti, a prescindere poi dall'età e dai tipi di contratti, però comunque penso che a tutti si debba c'è comunque dare un bisogno, minimo di possibilità, è chiaro. anche se poi non c'è esperienza, no? In un qualcosa, in un settore, ti dico che ci sono passata, ho mandato anche quei curriculum, solo Dio lo sa, però spesso comunque non ti rispondevano, però anche provava in diversi settori, anche se erano cose che mai fasti, però lo ci prova, però secondo me l'unica cosa che in modifica dovrebbero fare è questa, cioè nel senso tutelare e aumentare la possibilità di far lavorare tutti, anche persone che hanno più di 50 anni che vogliono lavorare, perché comunque ce ne sono e ce ne sono tanti, perciò quando dicono l'Italia si lamenta, gli italiani sono quelli che non vogliono fare niente, a me fa rabbia, perché per me non è vero, poi ci saranno anche quelli, perché ci stanno molti pure che ci marciano, per carità, però comunque non sono tutti così. Questo ne sono sicura, ma sia ragazzi sia adulti, ma anche genitori, cioè uomini grandi. Eh sì, allora noi ci speriamo che questo momento della giornata dei lavoratori sia anche un momento di ritorno in auge dei ragazzi che cerchino e soprattutto si diano animo e volontà di trovare un lavoro.